Lesioni dolose aggravate. È per questa ipotesi di reato che i poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari Francesco Provenziano e richiesta dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, hanno arrestato Gerlando Russotto, 29 anni, disoccupato di Favara. Il giovane è indagato per le lesioni al ristoratore Empedoclino Saverio Sacco. Il tentato omicidio è avvenuto il 28 aprile del 2017 a Liegi, in Belgio. La procura ha proceduto per tentato omicidio, ma il GIP ha derubricato in lesioni dolose aggravate. È stata notificata in carcere, invece, in quanto recluso per altra causa, l'ordinanza di custodia cautelare a carico di Mario Rizzo, favarese, 32 anni, cognato di Russotto. I due uomini sono ritenuti responsabili di aver partecipato al tentato omicidio in concorso con Salvatore Prestia, 38 anni, di Porto Empedocle, già tratto in arresto sempre dalla squadra mobile di Agrigento il 15 luglio 2017 in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe per il medesimo reato. A svelare come si sarebbero svolti i fatti in Belgio sarebbe stato Mario Rizzo, che si è autoaccusato del mancato delitto a Liegi ed avrebbe accusato anche il favarese Gerlando Russotto, che è suo cognato, e l'empedoclino Salvatore Prestia, 37 anni, cognato di Fabrizio Messina. Prestia, per questi fatti, era stato già arrestato in Belgio, ma poi venne scarcerato. A decidere di dare una lezione a Saverio Sacco sarebbe stato il compaesano Salvatore Prestia, per tutelare l'onore. Una questione di rispetto, perché pare che Sacco si sia permesso di indicare Prestia come autore di alcune lettere segnalatorie che avrebbero permesso alla polizia belga di far scattare un blitz e trovare in casa di Sacco e della moglie Giuseppina di 33 anni impianti ed attrezzature per la coltivazione di marijuana. Al piano superiore invece furono trovate 2 pistole. Poi i 2 coniugi empedoclini, una sera mentre stavano tornando a casa, dopo aver chiuso il loro ristorante Il Benjo in compagnia del figlio, sono stati vittime di un agguato in cui Sacco è rimasto ferito a un ginocchio. Pare che l'empedoclino Prestia, spalleggiato dai cognati favaresi Russotto e Rizzo, con cui avrebbe avuto interessi nel mondo della droga e del traffico di armi, abbia organizzato la spedizione punitiva. Ma pare però che la moglie di Sacco abbia riconosciuto Prestia dicendo: «Totò, non lo fare, perché fai questo?» E poi Sacco pare che riuscì a disarmare il suo aggressore impugnando la stessa pistola e sperando 2 colpi a grido: «Totò, sei morto!». I 2 coniugi favaresi sono anche accusati di detenzione illegale di armi clandestine. A Mario Russotto viene contestata anche l'introduzione nello stato di armi clandestine, mentre a Gerlando Russotto è stata addebitata l'illecita detenzione di armi, un fucile a pompa e una pistola calibro 7,65 e numerose munizioni trovate dalla squadra mobile lo scorso maggio nel sottotetto condominiale dell'abitazione dove viveva Russotto a Favara. A imbeccare la polizia è stata una soffiata. Le investigazioni della squadra mobile hanno inoltre permesso di contestare a Russotto la ricettazione del fucile a pompa, risultato oggetto di furto lo scorso 8 gennaio ai danni della polizia provinciale di Agrigento.